Amici del Calcio a 5 da Padova, da Riccardo Piva, una buona serata. Stanno scendendo in campo in questo momento formazioni dell'Italian Coffee Petrarca e del Real Rieti. È il sesto turno del girone di ritorno, un turno infrasettimanale che qui a Padova vede incrociarsi le due diverse strade. Quella per il vertice, al quale punta il Real Rieti, e quella per la salvezza, alla quale è costretto a rifarsi l'Italian Coffee Petrarca. Situazioni di classifica molto lontane, pronostico che arride almeno in questo momento alla formazione laziale, ma sarà il campo ovviamente a dare l'esito di questa sesta giornata. Squadre schierate al centro, andiamo a leggere le formazioni. La Real Rieti con il numero 1 Pandolfi, con il 3 Bucci, con il 4 Guadagnoli, con il 6 Ramon, con il 7 Romano, con il 10 Avironi, con l'11 Rafael, con il 15 Luca Ian, con il 18 Relandini, con il 20 Fortino, il 22 Tondi, 27 Rafinha, 29 Titon, 77 De Luca. Allenatore Kundari assieme a Jeff. Italian Coffee con la classica divisa tutta nera, con il 19 Moretti, con il 2 Pedotti, con il 3 Cividini, con il 4 Costa, con il 5 Bargellini, con il 6 Del Pizzo, con il 7 Bezzegato, con l'8 Schacker, con il 9 Urio, con il 12 Vitale, con il 15 Nicolazzi, con il 16 Superbo, con il 18 Beretta, con il 21 Sardella. L'allenatore Luca Giampaolo. Arbitri della serata i signori Malfer di Rovereto e Davì di Bologna. Per l'Italian Coffee una novità che tutti i tifosi si augurano possa essere foriera di soddisfazioni, quella di Gio Pedotti, ex capitano del Bisceglie, ex capitano del Caos, protagonista anche qui vicino a San Martino ai Lupari con la Luparense. Un paio di partite quest'anno con l'Arzignano, poi il ritorno in Brasile per questioni familiari che fortunatamente sembrano risolte, ed ora eccolo qui per cercare di dar manforte all'Italian Coffee. Italian Coffee che fa il suo tradizionale urlo di incitamento. Fortino che mette giù il pallone pronto per l'inizio. Vediamo i quintetti: Titon, Rafael, Fortino, scelta del tandem Kundari e Jeffe. Non c'è ancora sceso il quinto uomo. Eccolo qui, Ramon per la Luparense, Del Pizzo, Dudu Costa, Sividini e Urio. Una assenza importante nelle file dell'Italian Coffee, quella di Jorge Alba, che sconta il suo turno di squalifica. Accanto a me Daniele Bargellini. Buonasera Partita a tutti. sarà, Daniele? Beh, una partita non certo facile, anche se siamo in casa, perché comunque gli avversari hanno guardate già subito come sono partiti. Sarà però la partita dell'esordio di Pedotti, quindi sicuramente avremo da capire che supporto ci potrà dare. E allora vediamo l'Italian Coffee con questa prima conclusione violenta di Sividini a distanza, respinta di petto da Ramon, palla in fallo laterale. Del Pizzo il tocco indietro, però ci prova ancora Urio dalla distanza. Rafael non riesce ad evitare il fallo laterale, quindi Italian Coffee che rimane in fase d'attacco, riprovando questo schema di palla inattiva. C'è Sividini molto largo, Dudu Costa lo serve, Ramon aveva quasi intuito il servizio. Del Pizzo, Sividini prova a incunearsi, Sividini c'è di forza, riesce a difendere questo pallone e darlo indietro per l'impostazione. Ancora Del Pizzo, ancora Sividini, e inizia quello che sarà uno scontro fisico notevole questa sera con Ramon. Carambola fra i due, palla che in qualche modo Sividini riesce a difendere e darla indietro per nuova impostazione di Urio. Bell'inizio, bella intensità sia da una parte che dall'altra. È ancora uno scontro e Malfer
richiama anche Ramon e fa capire che sarà un duello sotto attenta osservazione da parte del fischietto di Rovereto. Beh, giusto, ha dato il limite a questo tipo di interazione, no? Costa prova ad andarsene in banda, la mette in mezzo, nessun problema per il portiere reatino. Un Italian Coffee che pressa molto alto, prova ad andarsene via in velocità subito Titon, la conclusione di Titon, Moretti non trattiene ancora Titon e Moretti in qualche modo riesce a respingere e chiudere in fallo laterale. Ottimo intervento in 2 tempi, ma grande riflesso. Titon ha fatto veramente un'ottima incursione. Ramon si accentra, prova la conclusione stoppata da Dudu Costa e il rimpallo poi mette la palla in fallo laterale dalla parte opposta. Ramon la mette in mezzo, Del Pizzo la tocca, Urio prova a ripartire, poi si ferma la formazione petrarchina, finisce l'azione manovrata Del Pizzo con lo scambio all'indietro per Costa. Sividini si è spostato, è Fortino che lo presta e gli porta via il pallone, parte Fortino, la conclusione centrale forte, nessun problema questa volta per Moretti che se l'è trovata praticamente sui pugni. Rafael Titon, Rafael rischia su questo passaggio all'indietro, a momenti viene intercettato da Costa. Titon prova anche un'altra incursione in velocità, stavolta la difesa petrarchina lo chiude. Sividini si fa vedere, prende tempo, poi all'indietro per Costa. Se ne sono andati 2 minuti di buon ritmo, ma poche emozioni fino a questo momento, con un Italian Coffee molto intraprendente. Sividini prova ad andarsene, Ramon lo ferma in fallo laterale, stava già arrivando anche il raddoppio di Titon. È il primo cambio intanto per Italian Coffee, avvicendamento dei 2 pivot, esce Sividini, entra Sardella. Del Pizzo la rimessa a scavalcare per la conclusione al volo di Urio, che trova una buona coordinazione ma non trova la giusta traiettoria, il pallone termina sul fondo. È entrato Pedotti sui primi minuti. Fortino, Rafael taglia Fortino, pallone difficile ma riesce a mantenerlo. Ramon per Rafael, dietro per Fortino, prova la conclusione, deviazione, angolo. Mentre Daniele mi dà gli aggiornamenti degli altri campi con l'Aniene, una diretta rivale dell'Italian Coffee che stava vincendo 2-0 sotto 4-3. È una notizia buona per i tifosi petrarchini, anche se dispiace ovviamente per i tifosi dell'Aniene. L'acqua Sapone sta vincendo 2-1. Caos Mantova vince 2-0 sulla Fel di Eboli. Vediamo comunque questo angolo con la palla alta a scavalcare per la conclusione di Titon. Arriva Moretti, non facciamoci distrarre dai risultati, stiamo concentrati su quello che succede qui alla Gozzano di Padova. Ottimo intervento di Diego Moretti che... Ramon ci prova lui, pallone molto alto allo scoccare del terzo minuto di gioco. 0-0 in questo momento, con qualche conclusione da fuori per la formazione reatina. Molta manovra ma nessuna conclusione per Italian Coffee. Pedotti, il lancio in verticale per Sardella, l'anticipo, però Sardella torna a prendersi il pallone, copre in ripiegamento Fortino. Serie di avvicendamenti anche nella panchina reatina. Con il 27 è entrato Rafinha. Si sta preparando Schacker. C'è un rimpallo sul piede di Rafinha, questo lancio in verticale di Ramon. La rimessa laterale per l'Italian Coffee con Schacker che tocca il suo primo pallone appena entrato. Pedotti, Sardella, taglia dalla parte opposta dove stava arrivando Vitale, palla leggermente arretrata, non ce la può fare il giocatore siciliano.
e si riparte con rimessa laterale. Rafael, Rafinha, Ramon. Pressione alta dell'Italian Coffee con il Rieti che rinuncia in questa fase al pivot e spreca malamente questo passaggio in orizzontale. Sarà rimessa per l'Italian Coffee con Pedotti. Sardella prova immediatamente la conclusione, sbilanciato, pallone altissimo. Peccato, era venuto bene Altri cambi, entra Luca Jan, uno degli ultimi acquisti del Real Rieti. Certamente dà un ulteriore grosso peso alla fase offensiva. Lancio lungo, nessun problema per Moretti che la chiama e la branca. Schacker si fa vedere Sardella, ancora Schacker, il triangolo, riesce a tenerla in campo ma si defila troppo, può chiudere senza problemi Rafinha e lo chiude in faro laterale. 4 minuti se ne sono andati, 0-0 qui alla Gozzano fra Italian Coffee e Real Rieti. Pedotti a scavalcare, troppo a scavalcare per Schacker che non la può raggiungere. Ramon cerca di accelerare i tempi, poi vede tutti piazzati i difensori petrarchini, quindi la dà all'indietro. Luca Jan si fa sentire Pedotti. Ramon prova ad andarsene, era buona l'idea, non felice il tocco, troppo violento il pallone. Era già dalle parti di Moretti, che è già rimesso dalla parte opposta, di testa Rafinha in fallo laterale. con buona intensità, comunque c'è un buon equilibrio. Entrambe le squadre stanno attaccando con grande intensità gli avversari. Ancora un servizio fuori misura per Schacker. Sardella che torna in panchina, si avvicenda con Sividini. Tra l'altro anche De Luca, formazione reatina. E anche Avironi. Si alza la pressione dell'Italian Coffee e costringe Luca Jan a questo lancio in verticale nel vuoto, controllato da Moretti. Riparte la formazione petrarchina. Ancora qualche avvicendamento, rientrato Del Pizzo. E Pedotti ora in difficoltà sulla pressione del Real Rieti. Si libera del pallone direttamente in tribune. 5 i minuti che si sono giocati fino adesso, sempre punteggio bloccato sullo 0-0. Luca Jan si fa sentire Pedotti, indietro per De Luca, si cambia fronte. Ancora Luca Jan, ancora Pedotti, c'è il tocco di Del Pizzo che non riesce a controllare, è una semplice deviazione in faro laterale. De Luca, il lancio in verticale per Avironi, legge la traiettoria in netto anticipo. Moretti va a chiudere e lascia che la palla sfili sul fondo. Lancio lungo, schiacciato per Sividini che la tiene lì. Si sovrappone Schacker, la sua conclusione, la deviazione di Rovi che a momenti combina un guaio dell'autogol. Il pallone termina sul palo. Bello il rimorchio di Schacker che è andato a supportare Cividini. Un pochettino più di fortuna e poteva essere un bel pasticcio. Un gol fortunato. Sì. Un pasticcio per il Rieti. Rieti che torna, fase offensiva, rimessa di De Luca. C'è movimento per la conclusione di Luca Jan. Moretti non l'ha toccata. Reclamavano la deviazione e sembrava però i giocatori ospiti che l'avesse sfiorata.
Del Pizzo, riesce a farla arrivare a Costa per Sividini che deve girarsi, si gira bene ma non trova l'angolo e non c'era nessun... C'è stata la deviazione di Luca Ianne invece, vista da Malferro, noi non l'avevamo vista. Luca Ianne si aspettava che Cividini si girasse sul sinistro, ha fatto una bella finta. Urio la mette lì, Luca Ianne arriva e la mette in fallo laterale. 13-39, sempre reti inviolate, con la porta di Tondi che ha tremato qualche istante fa per una deviazione un po' goffa di Javironi, che a momenti metteva a segno l'autorete. Del Pizzo, scambio con Costa, ora alza la pressione anche la formazione del Real Rieti e Dudu Costa si deve liberare del pallone in fallo laterale. Rafinha, Luca Ianne la tiene, Rafinha, lo scambio tutto di prima nella propria metà campo della formazione reatina, che però poi spreca con Cavi. Costa prova a incunearsi, lo ferma Rafinha, è l'ultimo a toccare il capitano di Italian Coffee, quindi sarà rimessa Rieti. Luca Ianne, punta Urio, prova la conclusione da distante, non si fa sorprendere il giocatore con il numero 9 nero. Bel gioco di gambe però, molto rapido. Quasi 7 i minuti che se ne sono andati, sempre 0-0. Luca Ianne, Rafael che si libera con un buon gioco di gambe, ma poi spreca, era libero, ha angolato troppo il suo sinistro, palla terminata sul fondo. Era riuscito a saltare con questa finta di corpo del Pizzo. Fortunatamente Moretti è uscito bene, gli ha chiuso completamente allo specchio. Sividini cerca di tagliare per Del Pizzo, chiude la difesa. E allora riparte De Luca che ha qualche metro di libertà, può mettersi in velocità. Luca Ianne, il rimorchio e c'è il palo anche per la formazione del Real Rieti, con la conclusione di De Luca dopo lo scambio strettissimo con Luca Ianne. Continua a pressare. Oh Luca. Indietro, vieni individuale. La rimessa Del Pizzo, fa vedere Pedotti, prova lo scambio, ancora Pedotti, prova lui la conclusione, non trova la porta e torna precipitosamente Pedotti a presidiare la propria area di rigore, dove appostato era già Luca Ianne. Tondi con le mani, cerca proprio Luca Ianne che di petto la controlla, aveva evitato anche l'intervento di Pedotti. Arriva Sardella che fa carambolare il pallone proprio addosso all'attaccante reatino, quindi sarà rimessa già effettuata. Sardella, scambio con Pedotti, Sardella prova un colpo di tacco che non è felice. Ancora tourbillon di sostituzioni nella panchina reatina. De Luca, Ramon, Fortino su di lui, continua a montare la guardia Pedotti. Ramon rischia qualcosa su Del Pizzo, poi si libera con De Luca, palla dalla parte opposta, non ci intendono i due. Rimessa Petrarchina in fase d'attacco con Costa, palla dietro per Pedotti, cambia fronte Sardella, spalle alla porta, lì dietro ancora per Pedotti, cambia fronte per Dudu Costa, prova ad andarsene sul banda. Raffaele lo ferma però anche Dudu Costa con Sardella che attende il rimorchio che non arriva. Prova allora lui la conclusione che termina sul fondo. Sarà una deviazione, c'è una deviazione quindi sarà angolo. Sì, è stata una bella azione, peccato poteva essere conclusa un po' meglio. Pedotti carica il suo destro, termina altissimo. Entra Titon nel frattempo.
Ramon studia il movimento dei compagni, poi si accentra, finta contro finta, il pallone resta lì, ancora Ramon la mette in mezzo per il gol facile di Fortino a 11:09. Gol di Fortino che si è trovato lì un pallone facile da spedire dopo la percussione di Ramon, che si è fatto tutto il campo, ha vinto un paio di rimpalli. Difesa petrarchina sbilanciata e gol del 1-0 per il Real Rieti. Ha avuto quel mezzo rimpallo fortunoso in mezzo al campo che gli ha permesso poi di sbilanciare tutta la difesa, perché è riuscito a liberarsi. Vediamo se ci sarà una reazione dell'Italian Coffee, che fino a questo momento aveva giocato alla pari con la formazione molto più quotata. Fortino Pedotti gli strappa di forza il pallone, ma poi non riesce a servirlo a Vitale. Sarà ancora Real Rieti in attacco. Ramon, Fortino si fa vedere sulla sinistra, poi torna a prendere posizione da parte opposta. Vitale quasi intercetta l'impostazione di Ramon, che di forza difende e lascia che il pallone termini al di là della linea laterale. Stavolta Ramon non è preciso nel suo servizio in verticale, palla che termina proprio sulla panchina dell'Italian Coffee, che effettua un altro paio di cambi. Vitale in difficoltà sul pressing di Fortino, pressing chiamato proprio ad alta voce qui a fianco a noi da Jeffe. Sempre Ramon all'impostazione, Rafael davanti a lui Sividini. Ramon, il taglio per Rafael, chiude in qualche modo Sividini, che costringe al tocco infelice Rafael. Ancora Vitale in difficoltà, Ramon riparte, la mette in mezzo per Rafael, Bellissimo intervento di piede Moretti riesce a salvare una situazione pericolosissima. Questa è da scuola. La palla comunque era terminata sul fondo, Perché poi gli è rimbalzata ancora su Fortino. Comunque intervento da scuola di portieri. Ha improvvisamente alzato il baricentro difensivo il Real Rieti, e l'Italian Coffee si trova in difficoltà di impostazione, non riesce a uscire. Di petto Fortino, ma non c'è nessuno, cerca di accelerare i tempi. Sividini si gira, fa muro Ramon, ancora Sividini riconquista questo pallone all'indietro per Urio, che prova a lui la conclusione. Non c'è deviazione di Titon, rimessa dal fondo. Tito prova ad andarsene in solitario, arriva Shaker che lo ferma, riesce comunque a far arrivare il pallone a Rafael, che era in buona posizione, ha cercato di scavalcare con un tocco morbido Moretti, gli è uscito un tiro troppo forte che è andato sopra la traversa. Sividini la mette giù di petto, arriva subito Ramon a farsi sentire, a strappargli il pallone, fa carambola, poi la palla all'indietro per Urio, la conclusione, e Tondi che l'alza sopra la traversa. Si è animata un po' la partita dopo il gol di Fortino, formazione del Rieti che ha premuto di più in fase di pressing. Italian Coffee che comunque ha saputo uscire bene, è arrivata la conclusione in un paio di occasioni, palla però mai nello specchio. Si prova ancora Sividini con la coordinazione buona, ma bello. la chiude troppo e il pallone termina sul fondo. Tondi un po' in difficoltà, il lancio lungo per Rafael, di testa la tocca Shaker, la tocca a sua volta di petto, non la controlla del pizzo, può ripartire il Rieti con Ramon, che però non ce la fa a raggiungere questo pallone in orizzontale di Titon.
8:48 alla sirena. Real Rieti 1, Italian Coffee 0, con il Rieti che chiama alla prossima occasione il time out. Cividini prova la conclusione, Ramon lo stoppa, il pallone termina sulle travi di sostegno e sarà rimessa laterale per Italian Coffee. Urio con Jeffe che dà disposizione alla difesa reatina, Urio che dà disposizione ai propri compagni, vediamo che schema ne uscirà. Si allontana Malfer, si può ricominciare. Prova a metterla in mezzo, no, fuori di pochissimo. Cividini è arrivato Del Pizzo in coordinazione molto difficile, ma era a 1 metro dalla porta. Il rimpallo non è stato fortunato per Del Pizzo, il pallone è terminato fuori dalla parte opposta ed eccolo allora il time out chiesto dal Rieti. Comunque stiamo assistendo a una bella partita, Italian Coffee che regge tensa, gli molto arbitri bene, anche stanno arbitrando bene. partita corretta, sì. Abbiamo segnato un fallo il primo minuto e poi basta. Sembra più accorato Jeffe nel dare disposizione ai propri compagni, ai propri ex compagni, perché lui ha cominciato come giocatore, poi ha messo giacca e cravatta e si è messo a fare l'allenatore della formazione. Si prolunga anche il time out del Real Rieti, arriva Malfer per invitarli a riprendere il gioco. Ora è alta la pressione di Italian Coffee. Javi, Rafael cerca di prendere spazio all'indietro. Fortino, Rafinha su di lui e Dudu Costa. Fortino, Javi lo ferma Cividini che andava a fare la rimessa. Javi va a disturbarlo e becca la munizione. Fortino che prova a perorare la causa del compagno di squadra. Fischia Malfer Del Pizzo, arriva Urio, lo scambio con Costa, un rimpallo, una carambola, ancora rimessa laterale per l'Italian Coffee. Sempre Del Pizzo, la mette in mezzo, Tondi allunga il piede, può ripartire Javi. Javi, il taglio per Rafael, Rafael da solo davanti a Moretti e lo buca per il 2-0 Real Rieti. Contropiede micidiale della formazione ospite. Freddo, Rafael ha guardato il piazzamento di Moretti, l'ha bucato, il portiere Petrarchino l'ha toccata ma non ha potuto evitare che il pallone terminasse in fondo. 2-0. Passivo pesante per l'Italian Coffee che aveva... non ci sta tanto questo 2-0, peccato perché comunque non il valore del campo dimostrato non è certo di 2-0 per il Rieti. E prova a ricominciare a tessere la propria rete l'Italian Coffee. Costa Cividini, sempre di forza, si sovrappone Costa, non c'è nessuno in mezzo, prova lui la conclusione, Tondi in 2 tempi riesce a sventare. La conclusione era quasi impossibile dal fondo del campo. Lucayan alza la testa, il lancio per Rafael che la mette giù di petto, Cividini l'ha seguito e lo ferma in fallo laterale.
Tanto l'Aniene ha pareggiato, finita 4-4 con il signor Prestito. Lucayan, la conclusione, rimpalla su uno stinco del Pizzo e va sul fondo. Battuta forte di De Luca per Rafael, che correva ma non è riuscito a deviarla di testa. Del Pizzo in verticale per Sivedini, che fa salire i compagni. Dietro per Costa. Del Pizzo, ancora Costa, cerca di saltare Rafael, che lo ferma e fa laterale e accelera i tempi per Lucayan. Si sovrappone Rafael, Lucayan cambia fronte per De Luca, c'è Rafinha nelle vicinanze. Lucayan, il tacco per Rafael, Moretti arriva con il piede e mette in angolo. Sta legittimando di più adesso la formazione reatina, il doppio vantaggio. E beh, comunque fare 2 gol ti dà la carica, ti dà... Lucayan prova la conclusione, difficile, il pallone infatti termina altissimo. Ti dà anche più sicurezza, no? Contemporaneamente demoralizza la squadra che si trova sotto nonostante la buona prova. Sì, infatti Petrarca fino adesso ha dimostrato di poter giocarsela a testa alta con Rieti, quindi l'importante Pedotti, adesso... Shaker, Sardella. Sardella difende, tiene il pallone dentro, prova a servirlo per il taglio di Vitale, troppo alto però il pallone. Sarà rimessa laterale. 6:37 alla sirena, con il 2-0 per il Real Rieti. Ramon va a prendersi il pallone, De Luca lo mette in verticale, Pedotti di forza lo riconquista, lo strappa a Lucayan, lo scambio in orizzontale per Vitale, si fa vedere Shaker. Pedotti largo per Sardella, si accentra Sardella, lo scambio dalla parte opposta per Vitale, prova l'incursione per Sardella, chiuso da Rafinha, ma tiene possesso palla Italian Coffee. Pedotti, scambio per la parte opposta per Vitale, che la mette giù, perde l'attimo per il tiro, va sul fondo, la mette in mezzo, morbida, troppo morbida per Sardella. La difesa ha spazzato ma ha già perso palla, quindi rimane in fase d'attacco Italian Coffee. Pedotti alza la testa, cerca un servizio dall'indietro per Shaker. Vitale, ancora Pedotti, Ci vorrebbe un gol del Sardella si fa Petrarca. vedere, Sardella va sul fondo, la conclusione, c'è il rimpallo, l'ultimo a toccare l'attaccante Petrarchino. Rimessa per Tondi, che la lascia lì, corta per Ramon. De Luca, Rafinha, Lucayan accetta di giocare nella propria metà campo il Real Rieti. Poi questa incursione in verticale per Rafinha, che però la rimette in mezzo quando la palla aveva già varcato la linea laterale. Fuori misura ora, servizio di Pedotti, cenno d'intesa con Sardella. Tondi ha qualche difficoltà, poi lancia lungo per Lucayan, che sovrasta Pedotti, palla comunque che arriva dalle parti di Moretti. Può ripartire Italian Coffee. Pedotti, la pressione di Lucayan, Shaker prova a saltare l'avversario che lo chiude. De Luca, Ramon cerca la verticalizzazione con Lucayan, contesto di forza con Pedotti, palla termina sul fondo, Pedotti va a prendere fiato in panchina. Urio in difficoltà sulla pressione di Titon, si libera da palla in fallo laterale. 4:49 con doppio vantaggio del Real Rieti. Lucayan forza il contrasto con Urio, l'arbitro Malfer vede il fallo dell'attaccante e decreta il secondo fallo per la Real Rieti quando è il 16° minuto. Italian Coffee non è ancora commesso, partita correttissima, quasi un record. Sì, ma arbitri molto precisi, Diciamo che è un arbitraggio che
se ne vedono pochi così precisi. Speriamo che continui così, perché la partita filerebbe liscia e con un bello spettacolo. Sividini, la lotta con Ramon che esce vincitore. Titon, la conclusione centrale, spreca l'occasione buona Titon, perché era stato liberato dalla ripartenza fulminea di Ramon, e lo scambio, lo scarico di Lucayan ha centrato proprio l'uscita del portiere. Ramon, Lucayan, arriva Titon, si gira Lucayan, la mette in mezzo, può liberare la difesa Petrarchina, poi non si intendono Del Pizzo e Shaker. Con Shaker che cercava di accelerare e verticalizzare, Del Pizzo gli ha data in orizzontale. De Luca spreca poi questo pallone. Urio la mette a terra per la rimessa. Del Pizzo in orizzontale per Urio, prova a verticalizzare per Del Pizzo che a campo libero si corica Ramon, la conclusione poi ripartenza per Lucayan. Lucayan mette a terra Urio, mette dalla parte opposta e va in scivolata Sividini. Serie di occasioni da una parte e l'altra, grandi prestazioni delle difese che sono arrivate a chiudere in scivolata, prima sul tiro di Del Pizzo, poi su quello di Lucayan. Quattro i minuti che ci separano dall'intervallo. 2-0 per i Real Rieti. Schema un po' insolito per la conclusione di Titon. Moretti è pronto, via in fallo in angolo dalla parte opposta. Parata in bagger di Moretti, grande intervento. Cambia schema, la conclusione di Ramon al volo, finisce sulla schiena del Pizzo e poi sulla parte alta, quindi non sarà angolo, sarà rimessa. Ancora lo schema di gran movimento per il Rieti, poi chiuse tutte le linee di passaggio, si torna da Tondi. Ramon viene a prendersela con De Luca, cerca di richiamare in attacco in avanti e poi sbaglia questo passaggio all'indietro. Tondi non avrebbe potuto prenderla, regala l'angolo. Sividini la mette giù di petto, carica il suo sinistro che però termina sul fondo. Tondi guarda De Luca, libera Titon. Ramon, il suo servizio in verticale viene chiuso dal Pizzo in fallo laterale. Arriva De Luca per la rimessa. Ramon, ancora per De Luca. Scambiano i due. Palla in verticale, Del Pizzo si intromette, ma Titon torna in possesso di palla, c'è una carambola fra i due Del Pizzo e poi De Luca sbroglia una situazione complicata facendo carambolare il rinvio proprio su Del Pizzo. Rimessa già effettuata, Urio l'anticipo, ma arriva Titon di gran carriera, De Luca la mette in mezzo, il pallonetto per Lucayan che di testa la mette dentro ed è 3-0 per Real Rieti. Bel gol ha fatto, coordinato, e l'ha messa nell'unico posto dove non poteva prenderlo. Difesa dell'Italian Coffee tagliata prima a destra e poi a sinistra. Preciso il colpo di testa di Lucayan, con Urio che ha cercato di fare schermo per quanto potesse. E punteggio che comincia a farsi pesantino per l'Italian Coffee, che prova un guizzo con Dudu Costa che la mette in mezzo, ma Sardella non era pronto per la deviazione. Lucayan la tiene dentro, la difende, dietro per Ramon. Lucayan, ancora Ramon, scambiano ancora i due, controllo non preciso. Dudu Costa la torna
a spazzare via Luca Ian, la rimette ancora in mezzo perché caparbiamente era andato a soffiarla il capitano Italian Coffee. Lo scambio poi con Rafael non ha portato buon frutto. Luca Ian questa volta viene saltato da Costa, arriva Ramon di forza, 2 contro 1. Ramon porta la palla per Luca Ian, la rimette per il rimorchio di Giovi, arriva in scivolata vitale ed è un intervento quanto mai prezioso perché il pallone era destinato probabilmente a firmare il 4-0. Italian Coffee che chiede il time out alla prossima. L'angolo intanto per il Real Rieti messo in mezzo, può ripartire Costa, ma la difesa reatina ha già chiuso. Vitale prova ad andarsene lui, salta Ovi ma il pallone è finito al di là della linea verde, quindi sarà rimessa per Real Rieti. 2 minuti all'intervallo. Il risultato è un po' bugiardo però, perché comunque in questo momento non lo merita il Petrarca questo Costa. risultato. Vitale cambia fronte, Pedotti vede arrivare Sardella, prova la conclusione ma in scivolata va a chiuderlo Rafael. C'è time out per l'Italian Coffee con Sardella che è rimasto a terra dopo questo contrasto in scivolata con Rafael che è lì a scusarsi ovviamente per la fortuità del contatto. E Rieti che tranquillo ha messo a segno 3 gol che segnano in maniera pesante questo primo tempo. Italian Coffee ha retto il confronto, però dobbiamo dire occasioni da rete per la formazione petrarchina non ne abbiamo contate moltissime. Peccato che Jorge Alba non sia della partita perché anche la sua presenza poteva essere di grande supporto per questa partita, perché comunque il Petrarca sta giocando molto bene con uno come Jorge. Sicuramente avremmo fatto magari qualche cosa in più ancora. Un giocatore che salta l'uomo, che crea superiorità, che crea scompiglio nella difesa avversaria. È un'assenza importante sicuramente per l'Italian Coffee, che torna in campo per questi ultimi 100 secondi del primo tempo. Time out di Giampaolo con le istruzioni per cercare di trovare un gol che potrebbe dare un sapore diverso all'intervallo. Pedotti all'indietro per Sardella che la tiene bassa, Tondi con il piede la fa andare via. Rafael prova a accelerare, va a incunearsi dove sono 4 maglie nere. Moretti, il lancio lungo, colpo di testa di Raffigna che sbroglia la situazione assieme a Tondi. Fortino si fa vedere, lo scambio dalla parte opposta per Ovi che prova ad andarsene in velocità. Il campo è finito, fallo laterale. Rieti reclamava l'intervento duro di Pedotti. Del Pizzo, Costa del Pizzo. Urio, Javi va a rubargli il pallone, arriva da solo. Moretti, miracolo di Moretti perché era indirizzato molto bene sul secondo palo questa conclusione del giovane numero 10 del Rieti. Angolo per il Rieti quando esattamente il cronometro segna 1 minuto all'intervallo. Da scavalcare, si coordina Fortino ma colpisce d'esterno per un termine lontanissimo dalla porta di Moretti. Comunque Moretti è veramente importantissimo per questa squadra perché tiene sempre viva la partita con i suoi interventi fino all'ultimo secondo. Grandi interventi di Diego Moretti. Ora va in pressione la formazione retina del Pizzo. Tocco di Ovi che mette in fallo laterale.
Cividini, scarico all'indietro per Costa, si fa vedere anche Del Pizzo che taglia completamente, va a portare un raddoppio però volontariamente su Costa che si trascina la palla in fallo laterale. Fortino e Rafael all'indietro, cerca di gestire questi ultimi secondi la formazione del Real Rieti. Urio cerca di possessarsi questo pallone, Tondi per evitare incertezze sull'angolo, sulla rimessa, arriva, la spazza lontano. 10 secondi, vediamo se riuscirà ad arrivare in fase d'attacco la formazione petrarchina. Cividini, un secondo, non ha tempo per girarsi, suona la sirena. Finisce il primo tempo con il Real Rieti che chiude in vantaggio per 3-0. Ci risentiamo per il secondo tempo.
Tutto pronto per questo secondo tempo, con il Rieti che batterà il calcio d'avvio. Rieti che torna sul campo con un cospicuo vantaggio di 3-0, con i gol all'8° di Fortino, al 12° di Rafael e al 17° di Luca Jan. Un Italian Coffee che ha retto bene il confronto, sufficientemente bene il confronto. Il guaio per l'Italian Coffee è che non riesce a creare grosse occasioni di attacco. No, perlomeno quando le crea non ha avuto tanta fortuna, perché siamo arrivati sono arrivati due o tre belle conclusioni da fuori. Ora c'è subito il primo fallo del Real Rieti. Falli ne abbiamo visti pochissimi nel primo tempo, 2 solo per il Rieti, addirittura nessun fallo a carico di Italian Coffee. Pedotti smista, perde il pizzo con Shaker che termina a terra, e c'è il fallo di Rafinha che becca anche, anzi Titon. Beh, non era un bel fallo questo, un intervento un po' sporco. Poi un accenno di protesta che forse era meglio non farlo, forse non avesse protestato così platealmente Malferra avrebbe lasciato. Quindi è secondo fallo dopo 32 secondi per il Rieti. Vedremo se i falli diventeranno importanti in questa seconda fase della partita. Tondi ne mette 2 in barriera, poi Fortino va a appostarsi nei pressi del palo. Tutti i giocatori petrarchini sono fuori dall'area di Tondi. Pedotti la mette giù per Shaker che la mette in mezzo per Sividini, arriva in scivolata Rafael a fermarlo. Era un buono schema che aveva spostato un po' la conclusione di Shaker violenta. Tondi attento. Coffee che ha 2 conclusioni subito nei primi 40 secondi. Poi questo contrasto di forza Sividini e Titon. Ramon Fortino non controlla sulla pressione di Pedotti che guadagna questa rimessa laterale. Shaker, il tocco per Sividini, si crea spazio Sividini, attende l'arrivo di Shaker, c'è il tocco di Titon che anticipa Shaker, c'è un fischio dell'arbitro. Davi richiama l'attenzione della panchina petrarchina, c'è da asciugare il parquet dalle parti di Tondi. No, sì, è quello. Però mister, c'è un equilibrio incredibile. Questa pausa è servita allo scambio di battute, probabilmente l'avete sentito fra Luca Giampaolo e Daniele Bartellini. Sividini si sposta il pallone a conclusione, Tondi la ferma con un po' di fortuna anche questa volta. Molto determinato Italian Coffee, già 3 buone occasioni in questo inizio del secondo tempo. Titon svaria da destra a sinistra, c'è il tocco di Pedotti che lo sbilancia, ex compagni di squadra ai tempi del Caos Bologna, Caos Ferrara, Caos Bologna. Pedotti alla rimessa, anche Rieti ora alza la pressione con Del Pizzo che rischia moltissimo, buon per lui. C'è stata che una spinta di Rafael che poteva essere anche fischiata, comunque mezza, solo che è caduto e quindi secondo me l'arbitro ha lasciato andare. Del Pizzo per Pedotti, addirittura Malfer che invita i giocatori a non commettere fallo. Sì, mi piace molto questo arbitro, è veramente insomma, di qualità. È il numero 1 sì. degli arbitri italiani. Pedotti anticipato da Rafael che però fa terminare il pallone in fallo laterale. Ma è da sottolineare, quando ci sono arbitri di questo livello comunque le partite hanno un altro tipo
di svolgimento, bisogna dirlo. L'arbitro può fare la differenza quando è così positivo il suo modo di arbitrare. La palla intanto è tornata ai piedi del Real Rieti con questo servizio bellissimo di Ramon a curva per Titon, che arriva alla conclusione. Chiusa da Moretti, che però poi fa carambolare il pallone sulle travi della Gozzano, quindi sarà rimessa laterale per il Real Rieti. 2 minuti e 12 in questa ripresa. La conclusione di Titon va in scivolata del Pizzo per chiuderlo. Ancora Ramon, ancora angolo. Fortino che si defila. Ramon studia il piazzamento addirittura per Tondi, perché la difesa aveva chiuso bene tutte le linee di passaggio. Ramon, la pressione di Sividini che gli ruba il pallone, perde l'attimo, la mette di tacco all'indietro per Del Pizzo. Arriva provvidenziale la chiusura di Rafael. Anche questa è una bella azione del Petrarca. E come diceva Angolo del Pizzo per Urio che carica, poi termina a terra, l'arbitro stavolta non interviene. Shaker, la conclusione, ancora Tondi che poi spazza. Grande determinazione dell'Italian Coffee in i primi 2 minuti, quasi 3 minuti del primo tempo. 3-4 buone opportunità. Sì. Come diceva mister Giampaolo, la differenza è che poi Rieti in queste occasioni l'ha buttata dentro. Ecco, la differenza di questa partita è questo. Sividini prova a girarsi, c'è il raddoppio, poi Fortino la mette via. Urio imposta ancora per i suoi, perde forse l'attimo per servire Sividini, si riparte dalla parte opposta. Vitale fra due, riesce comunque a farla arrivare a Sividini. Sividini si sposta, c'è grande pressione della difesa, termina a terra. Terzo fallo per il Rieti. Terzo fallo in combinazione fra Ramon e Titon, terzo fallo al 4º minuto. Questo potrebbe essere, comincia a essere non pesante, ma da pensarci per la formazione ospite. È rientrato Del Pizzo per questo calcio da fermo. Confabula con Sividini. Lascia lì per Sividini, la conclusione un po' strozzata, c'è comunque la deviazione di Titon. Angolo, rimane in fase d'attacco l'Italian Coffee con Del Pizzo, chiama il pallone, tocco di Dudu Costa e Tondi se la trova lì. Non è stato potente la deviazione di Costa. La ripartenza immediata del Real Rieti, arriva Del Pizzo e poi spazza Moretti. Pericolosissimo quando riparte il Rieti. Titon. Ramon, c'è il contrasto con Sardella, fallo ineccepibile. Primo fallo anche dell'Italian Coffee. C'è una bella chiazza di sudore da asciugare qui davanti alla panchina dell'Italian Coffee. De Luca che a momenti si prende lo spazzettone in faccia. Si può riprendere De Luca sul pallone all'indietro per Rafinha, poi Avi. Prova andarsene in verticale, Avi va in scivolata, Vitale lo ferma molto bene, prova a ripartire da solo in verticale per Sardella. Rafinha fa buona guardia, costringe la formazione petrarchina all'azione manovrata, è sfumato il contropiede e poi De Luca ferma in fallo laterale dalla parte opposta a Costa. 4 i minuti in questo secondo tempo. Il Real Rieti conduce sempre per 3-0. Costa fa movimento, Urio arriva invece a prendersi la Sardella, non si intende con Vitale. Palla regalata per la rimessa laterale del Real Rieti proprio davanti alla panchina di Jeffe.
Sardella riconquista questo pallone, lo scambio con Urio, Vitale, è da solo Vitale, cerca di girare attorno a De Luca, la mette in mezzo, Anche questo, e il tocco di Costa, ma il tocco anche di un difensore che ha salvato. Ancora una grande occasione, Italian Coffee un po' confusa, ma che sta arrivando con continuità dalle parti di Tondi, quello che non aveva fatto nel primo tempo. L'angolo con Urio che attende lontano, si coordina, un pallone che rimbalza, Tondi lo prende, non vede compagni per impostare il contropiede, quindi la mette lì per Raffigna. Lucajan, si fa vedere De Luca, il lancio a memoria in un'area dove però non c'erano compagni di squadra. Comunque era più facile che la palla entrasse in porta che uscisse, è uscita, perché da quella posizione lì è rimbalzata quasi sulla linea di porta. Lucajan, Avi, cambia fronte, intercetta Sardella che non controlla bene. Lucajan va sul fondo, la conclusione, va a chiudergli lo specchio Moretti che si salva in fallo laterale. Di nuovo Moretti, grande intervento. Moretti garantisce sempre che le occasioni da rete per gli avversari sono sempre numerose. Lucajan prova con questo pallone che rimbalza, prova la deviazione Raffigna, era impossibile da lì rettificare la traiettoria. Moretti lancio lungo, Lucajan di testa, lo scontro con Sardella, l'ultimo a toccare il difensore del Rieti, rimessa di Sardella. Pedotti, Sardella in mezzo, il controllo, cerca di svicolare fra due, trova la deviazione, la conclusione, ci arriva Tondi con il piedone, poi Pedotti all'indietro per Moretti che imposta alla parte opposta per Vitale, giù in verticale per Sardella, la conclusione sventata, ancora Vitale, la mette in mezzo per Costa, Costa cerca spazio, arriva Lucajan, lo porta via, 3 contropiede, Lucajan, De Luca, Lucajan, la conclusione e Rieti quando riparte così 3 contro 1 fa male, ed è un 4-0 che fa veramente male per l'Italian Coffee. Non ci voleva in questo momento perché Petrarca stava prendendo coraggio, stava avendo le occasioni giuste per iniziare a risalire la china, e questo gol non ci voleva. Lucajan alla doppietta quindi, e ricomincia Italian Coffee a tessere la sua manovra paziente. Costa va sul fondo, la mette in mezzo e non c'è neanche la fortuna perché De Luca la tocca il giusto per non metterla dentro come autogol e per evitare la deviazione e evitare dalla parte opposta sul secondo palo. Vitale prova a metterla in mezzo, Lucajan lo ferma, si riparte ancora, Pedotti, Sividini prova ad andarsene in banda, la conclusione che termina sul fondo. De Luca, Raffigna in orizzontale, spunta Lucajan che la prende dalla parte opposta, lo scambio con Raffigna, manovra con grande precisione, poi lancio in verticale per De Luca, arriva Moretti che aveva letto questo lancio in verticale, Vitale non c'era arrivato, il portiere Petrarchino è uscito abbondantemente fuori dalla propria area, ha sventato questa occasione. Serie di cambi per Giampaolo. Si sta preparando il portiere di movimento, quindi probabilmente rispetto anche a Matera mister Giampaolo vorrà provarlo un pochettino prima. Sividini prende questo pallone, lo difende con caparbietà, prova il sinistro da distanza considerevole, viene rimpallato in fallo laterale ed eccolo Urio, portiere di movimento a 13 minuti.
E del resto sul 4-0 o la si riapre A o la si Matera chiude. il Petrarca ha dimostrato di saper giocare bene questo modulo qui. Adesso è giusto che mister Giampaolo faccia questo tentativo. Gira per linea esterna il pallone con Pedotti ultimo. Urio, Shaker, Urio, ancora Pedotti, si cambia fronte. Sevidini giù per Del Pizzo, la mette in mezzo, Tondi, palla per Rafinha che ha il tempo per alzare la testa e metterla dritta dritta di piatto per il 5-0, il punteggio che adesso diventa veramente molto pesante, che è troppo pesante forse. No, non è giusto, però questo è il calcio a 5. Rimane Urio con la maglia verde del portiere. E poi un pallone perso, Rafinha per Fortino, Fortino che va in scivolata e la mette dentro. 2 errori. È implacabile. Il Rieti punisce questo azzardo di Giampaolo, chiama subito il time out sul 6-0, punteggio che diventa fin troppo pesante per un Petrarca che ha tenuto con grande dignità il campo. Sì, peccato perché il mister Giampaolo aveva chiesto pazienza e pochissimi errori, e invece abbiamo perso questa chance di giocare col portiere con un po' più efficacia. Non c'è stato neanche il tempo per cominciare a creare un po' di timore nella difesa della Rieti. Girato pallone bene per un 40 secondi, 2 errori in 15 secondi e Rieti se n'è andato. Ormai 6-0, abbiamo visto di tutto nel calcio a 5, ma francamente Non si può mai dire, non si può mai perché dire. il calcio a 5 insegna che fino all'ultimo secondo si può ribaltare un risultato. Anche se è evidente lo scoramento della formazione in maglia nera. Ha giocato una buona partita, il punteggio penalizza notevolmente. E comunque, chiaro che prenderne 6, prenderne 7, cambia poco. Giocare con il portiere di movimento può anche essere utile in vista delle prossime partite. Sì. Ricordiamo che il calendario dell'Italian Coffee è stato tremendo in queste prime 6 giornate del girone di ritorno, ha affrontato le prime 4. Adesso da sabato comincerà la fase con gli scontri diretti, tantissimi scontri diretti, e ne ha una buona parte in trasferta, mi pare, Italian Coffee, più che in casa. Però i punti negli scontri diretti bisogna conquistarli perché valgono il doppio. Moretti ritorna precipitosamente in porta. Il Rieti non ha affondato e anche Jeff ora dà spazio ai giovani. È entrato con il numero 7 Romano. Sevidini che comunque va a lottare, cercare di mettere in difficoltà Rafinha. Poi dà ossigeno alla formazione, alla manovra della formazione reatina. Romano, attacco per la corrente Fortino, commette fallo Shaker che ha cercato di esasperare il pressing. Secondo fallo per l'Italian Coffee. E anche i 3 falli che aveva commesso in nemmeno 4 minuti all'inizio Rieti, che potevano diventare un elemento importante, si sono dissolti dopo i 3 gol messi a segno dalla formazione reatina nella ripresa. Torna Urio con la maglia verde quando mancano 11 minuti alla fine di questo incontro, che è tremendamente in salita per l'Italian Coffee. Pedotti, Urio, ancora alta per Pedotti, scambiano in 2 in orizzontale, giù per Shaker, si cambia fronte, Del Pizzo, Sevidini, c'è il taglio per
Rafinha che la mette dentro anche lui. No, è terminata fuori. Fuori. Ho visto. Avevo Giampaolo davanti a me. Sprecato il pallone per il 7-0. Pedotti. C'è ancora Moretti in porta perché la pressione alta del Real Rieti impedisce l'impostazione. Fortino in pressing va a costringere Del Pizzo a metterla in fallo laterale. Esce Rafael, ritorna De Luca. Sividini non aggancia l'intercetto. Fortino per Romano, perde il pallone, può ripartire Del Pizzo che però non affonda contropiede, preferisce l'azione manovrata con il quinto uomo in movimento. Sividini, si fa vedere Pedotti, scambiano i due. Schaker per Urio, Schaker in verticale, non controlla, palla termina sul fondo, cerca di accelerare la ripresa del gioco il Real Rieti. Arriva Pedotti a chiudere di testa, anticipare Fortino e nel frattempo precipitosamente Moretti era già tornato in porta. 9:37, c'è ancora tantissimo. Sì, è molto lunga. Nonostante i pochi falli, è stata molto spezzettata. Ora Schaker per un attimo riesce a soffiare il pallone a Romano, ma arriva dalle parti di Tondi che ha già brancato. Fortino. Ramon alza la pressione Italian Coffee. Ramon, Fortino. Scatto di Ramon che si propone in banda sinistra, affonda Ramon. Davanti lui Del Pizzo, Ramon prova la conclusione, ribattuta, può ripartire ma non riparte. Il contropiede di Pedotti che non si intende, non riesce a far arrivare il pallone a Sividini. Hai protetto il tuo lato. Serie di cambi, compreso quello ormai consueto fra Moretti e Urio, con Del Pizzo ora che fa da impostazione. Continui scambi per linee esterne, Vitale, Del Pizzo, Urio. Si va a destra, giù per Sardella, Sardella su ancora per Del Pizzo, Urio, si fa vedere Sardella in mezzo, palla per Costa, ancora alta per Del Pizzo, Urio, Costa, si muove molto bene la difesa del Real Rieti. Otto i minuti alla conclusione. Costa per Urio, Sardella giù per Vitale, ritorna su, pallone non preciso, Sardella deve rincorrerlo. In mezzo per Del Pizzo che si incunea bene, l'aveva visto Dudu Costa, l'ha seguito opportunamente però Fortino che l'ha fermato in angolo. Costa per Urio, Del Pizzo, esce Vitale, lo scambio, Urio, Costa sul fondo, prova a centrarsi, la conclusione ribattuta da Ramon. Del Pizzo, in mezzo per Ramon che conquista questo pallone Fuori. e sfiora il gol dalla propria area. Ora il Real Rieti alza la pressione, cercare di mettere in difficoltà l'impostazione
Del rimpallo viene comunque fermato la difesa del Pizzo. Del Pizzo sulla pressione di Lucayan, deve retrocedere Romano. Lucayan non si intende poi con Rafinha, ma non si intende neanche Vitale con Costa. Il lancio in verticale, troppo in verticale. Facile l'intervento di Tondi. 6:39 alla sirena, 6-0 per il Real Rieti. Intercetto e Sardella. Nuovo cambio di portiere. Costa la lascia lì per Urio. Sardella chiama il time out Rieti. Urio la mette in mezzo, Ramon intercetta, arriva in scivolata del Pizzo che prende un po' tutto, però in maniera regolare, prova la conclusione. Dudu Costa, c'è la deviazione, palla terminata oltre il fondo prima dell'intervento di Tondi. Angolo per l'Italian Coffee, ma c'è da asciugare il parquet. Spazzolone, signori. Spazzolone, signori, per favore. Spazzolone. E guarda. Un secondo. Una mezz'ora che la chiamo. Ovviamente lo spettacolo, la tensione dello spettacolo in questo secondo tempo è scemata. Il Real Rieti ha messo praticamente in cassaforte il punteggio con quell'1-2 micidiale. Nel momento in cui la formazione petrarchina ha cercato di forzare il ritmo inserendo Urio, 2 gol in 15 secondi. Prima Rafael e poi Fortino. A cavallo del 12°, dell'8° anzi, del secondo tempo. Hanno fissato questo pesantissimo 6-0 per il Real Rieti. L'Italia comunque continua a insistere con il portiere in movimento, cercando di rendere meno pesante il passivo. È entrato Pedotti nel frattempo per linee esterne della formazione petrarchina. Urio mette a terra Lucayan, Costa è chiuso all'angolo, c'è il raddoppio di Ramon, Costa la tiene lì, c'è un groviglio di gambe, alla fine l'arbitro fischia e fischia il quarto fallo per il Rieti. Quarto fallo con 5:37 da giocare. È anche vero che giocando con il portiere in movimento sono meno frequenti i falli, perché si gira per linee esterne, non c'è mai la pressione del difensore immediata sull'attaccante. E il tempo passa più veloce. Costa sempre là, alto per Pedotti, cambia fronte. Ci sarà Urio giù per Costa, l'entrata di Beretta. anticipo di Ramon. Rimessa per Sardella che per un attimo pensa al tiro, gli strappa il pallone Titon, cerca la porta lontana, non la trova. Torna in panchina Urio, ma fra i pali ora ci va Beretta. Sì, la scorsa volta aveva fatto proprio pochi secondi. Sevidini cerca di saltare l'avversario, c'è il tocco di Romano per la rimessa laterale che sarà ancora Italian Coffee. È tornato Urio con la maglia verde e ricomincia la lunga, paziente manovra dell'Italian Coffee, cercare di sbilanciare un'attentissima ed elastica difesa del Real Rieti. Ha concesso veramente pochissimo nonostante l'attaccante in più dell'Italian Coffee. (4:35). Pedotti, Vitale, Pedotti, stringe Lucayan, Urio mette in mezzo per Sividini, c'era Sardella libero e Jeffe chiama il time out. Chissà cosa dovrà dire ai suoi che conducono per 6-0
a 4:40 dalla conclusione. No, ma certe volte si sceglie questa anche per farli rifiattare, che perché comunque giocare 10 minuti col portiere più che di fiato è mentalmente, no? La concentrazione, quindi gli dai uno stacco alla tensione della difesa. E allora andiamo a dare un'occhiata nel frattempo ai risultati di questa serata. Un Lacqua Sapone che ha vinto 7-4 col Kame, il Genova che è in vantaggio 3-2 sul Catania, e questo è un punteggio, Stava vincendo 2-0, è un punteggio che fa male ai tifosi petrarchini. Aniene e il Signor Prestito hanno pareggiato 4-4, il Caos è tornato alla vittoria vincendo nettamente 6-2 con la Fel di Eboli, l'Ital Service Pesaro ha vinto 4-1 con il Latina, e Todis Lido di Ostia è andata a vincere ad Arzignano per 3-2, e poi 5-5 fra Sandro Abate e Pescara, anche questo Pescara era in rimonta, e il 3-2 dell'Ostia sull'Arzignano è pesante per l'Arzignano sicuramente, ma è pesante anche per l'Italian Coffee. Sividini in verticale, Luca Ianna arriva in spaccata, Romano la tiene dentro, prova a ripartire Romano in velocità, salta due avversari, poi Sardella 3 contro 1, Sardella Sividini se lo allunga, arriva Sardella e la mette dentro. Il gol della bandiera meritato per la formazione petrarchina, proprio lo scoccare del 16° minuto. Da portiere guardo un particolare, mi dispiace per il giovane portiere. Era entrato Tondi, cioè era uscito Tondi. Sì, però comunque sono contento per Sardella che ha messo dentro questo gol. Azione in ripartenza di due pivot, un contropiede di forza, superiorità numerica, il pallone di Sividini messo sul secondo palo, Sardella è riuscito in scivolata ad arrivare sul secondo palo, stava uscendo. Ora Pedotti di forza con Titon, poi non si intendono i petrarchini per il cambio di portiere, regalata la rimessa, Titon accelera i tempi con Beretta che controlla il pallone di Lucayan, Vitale salta Lucayan che però lo ferma di forza, Lucayan il tocco per Titon, il gol del 7-1, implacabile Lucayan. È durato pochissimo la soddisfazione, la riduzione del punteggio per l'Italian Coffee. Lucayan implacabile, è andato in pressione, dopo la doppietta è andato a strappare il pallone al portatore di palla, e l'ha offerta facile, in maniera anche generosa, perché da lì poteva firmare la sua tripletta. Ha visto sopraggiungere Titon e a lui ha affidato il pallone per il 7-1. Pedotti, Sividini giù per Urio, Sardella stoppato, Titon cerca il gol da lontano, c'è un rimpallo, torna Urio in porta, Ramon la mette giù, ma la mette giù quando era al di là della linea laterale, da lì era a 1 metro e l'ha fischiata. Torna in attacco l'Italian Coffee, sempre con il portiere in movimento. Sardella la mette giù di petto, la scarica nuovamente alta per Vitale che la rincorre e la mette giù. Sardella, Pedotti prova la conclusione, arriva Ramon in scivolata, Urio, Sividini la mette ancora alta per Pedotti, il piattone per Sardella che prova la conclusione che termina però sull'esterno. Incredibile intervento di Ramon che ha fatto un'entrata in scivolata prendendo la palla a mezza altezza. Non è veramente difficile. Prova ad andarsene di forza a Sividini, arriva il raddoppio di Titon che lo ferma in faro laterale. 2-0-9. Con Sardella richiamato in panchina, torna in campo Costa
è sempre lo spazzettone all'opera. Questione di sicurezza. Si può riprendere. Solita azione per linee esterne dei Italian Coffee. Furio giù per Costa. C'è la pressione di Ramon che riguadagna questa rimessa laterale. Furio rimane lui il portiere. E va al contrasto aereo con Luca Ian, Pedotti, Sividini. La mette giù, non si intende con Vitale. Poi Vitale riconquista questo pallone, ma Ramon se ne va via in mezzo a tre. Ramon, Titon chiude la diagonale, Pedotti, ancora Titon che si rifugia indietro per Rafael, preferisce l'azione manovrata alla formazione delle reti. Poi c'è il taglio improvviso per Luca Ian che da posizione eccellente, non c'era neanche il portiere titolare fra i pali, la ferma bene ma poi la conclude sul fondo. 1,25, 7-1 per il Real Rieti, con Luca Ian che rimane sempre in costante pressione. Pedotti cerca di saltare l'avversario, c'è lo scambio con De Luca che la tiene per un centimetro in campo. E poi il lancio lungo dalla parte opposta per Urio. Pedotti, Luca Ian sempre in grande pressione. Sividini si fa vedere Urio, reclama il pallone, gli arriva quando la difesa è già schierata. Sividini, Pedotti carica la conclusione, la respinta Sividini nel corto, si chiudono le difese, ancora Sividini di forza, grande confusione, arriva sempre Luca Ian, poi la perde con Urio, Sividini difende di forza, arriva Rafael e il tocco in verticale, arriva Luca Ian e arriva l'8-1. 8-1 pesantissimo, bugiardo possiamo dirlo senz'altro, giustificato dalla scelta di arrischiare il portiere di movimento, ma perdere 4, perdere 8 cambia poco. 39 secondi alla fine, ci prova ancora l'Italian Coffee con Urio portiere, ma noi penso possiamo già far correre i titoli di coda. Real Rieti passa all'Agozzano vincendo per 8-1, 8-1 che non forse può cambiare ancora Rafael, no, l'arbitro Malfer va a ammonire Urio che è andato a fermare la ripartenza della formazione avversaria. Ammonizione per Urio, la notiamo. Stavamo elencando la sequenza delle reti, aperta da Fortino all'8° minuto, il raddoppio di Rafael al 12°, il 3-0 di Luca Ian al 17° per il 3-0 con cui si è andata a riposo. Nella ripresa al 6° Luca Ian, poi l'Italian Coffee ha provato a giocare con il portiere di movimento. Sono arrivati in rapida successione il 5-0 e il 6-0 di Fortino all'8° minuto, il gol del 6-1 di Sardella al 16°, il gol di Titon al 17° per il 7-1 di Luca Ian al 20°. Già, si salutano i due allenatori, mancano 2 secondi, suona la sirena, finisce qui. Rivediamo il risultato finale, Real Rieti 8, Italian Coffee 1. Partita segnata, un buon Petrarca, punito oltre misura dai gol di una formazione lanciatissima come il Real Rieti. Da Riccardo Piva qui da Padova è tutto, ci risentiamo alla prossima. Saluti.